Silenzio, ma tanto non mi metto a salterrare, state tranquilli. Allora, scusate, no, non posso muovere. Scusate l'utilizzo delle guardie del corpo, era doveroso, visto la presenza di molte ragazze ai bordi. Come? Vabbè, grazie. Va bene, grazie. Ma soprattutto perché questo circolare questa sera diventerà idealmente un grandissimo ring sul quale si sfideranno i pesi massimi delle canzoni che vanno fatte innamorare nel corso di 10, 20, 30 anni. Visto che la piattaforma mi ricorda un programma inglese ed americano degli anni 70 che si intitolava Top of the Pops, direi quasi che questa sera noi faremo Top of the Kiss, ossia la canzone che vi ricorda il primo bacio, dovremmo premiare assieme. E devo assolutamente ricordarvi che queste canzoni non le ho scelte. Grazie. Sì, che c'è? Basta. Devo ricordarvi che queste canzoni non le ho scelte io, non le abbiamo scelte noi, ma le avete scelte voi con un referendum popolare curato da Sorrisi Canzoni TV. Questa sera premieremo anche 10 di voi che ci hanno aiutato a scegliere le 10 canzoni finaliste, ma i nomi vigliaccamente in programma. Allora, visto che abbiamo una gara di canzoni, abbiamo anche una giuria. Dov'è la giuria? Buonasera. Eccola là, grazie ragazzi, siete pronti? Siete caldi? Allora, ma come potete giudicare delle canzoni? Sapete almeno cantare, sì o no? Vediamo se sanno cantare più gli uomini o le donne, proviamo. Allora, scegliamo una canzone che sanno tutti. Questa è Marina. Il maestro Ormi dov'è? Dov'è il maestro? Sei lì, maestro? Allora cominciamo con gli uomini, tonalità da uomo, eh? Marina. Ne vedo uno tragico che... Bravo. Lei ha rovinato l'armonia di questo coro. Tanti complimenti. Grazie. Vuole fare il mio inviato in mezzo agli innamorati d'Italia? Sarà un vero piacere per me. Le devo baciare la mano? Non si preoccupi, vado immediatamente. Grazie, Davide Megaccia. Allora, bravo. Mi siete piaciuti così cos'ha? Sentiamo le donne. Dirigeva il coro delle bambine, sei stata molto più brava di Mengacci. Vedete come sono fatto? Ecco, da questa cosa mi sembra di preferire le donne agli uomini. Sai cos'è? È un fatto nervoso, pare che con l'età poi passi comunque. Io non credo che passi con l'età. Ah no? No. Se è normale, no. Se è normale rimane. Grazie, perché poi ti vediamo in una compilation di baci, se non erro. Sì. Grazie Antonella, bene. Allora, Miriana, vieni Miriana. Abbiamo anche Miriana. Abbiamo una fantastica cartelletta telematica. Penso che la nostra telecamera riuscirà a inquadrarla. Questa è una cartelletta che se la vede Mike Bongiorno la vuole lui, perché è la prima cartelletta nella quale ci si può vedere anche in trasmissione. Perché se un conduttore non ama il programma che fa, può sintonizzarsi su un altro, si vede un film, qualche cosa del genere. Ecco. Allora, perché ti ho chiamata? Perché è il momento di dire finalmente i titoli delle 10 canzoni finaliste. Le canzoni finaliste sono, le dico al volo, tutte assieme un applauso unico. Ti amo, in ginocchio da te, Caruso, questo piccolo grande amore, tanta voglia di lei, sei bellissima, il cielo è una stanza, mi ritorni in mente Margherita ed ancora. Eccola. E a cantarle per noi saranno Samantha, Pamela, Eleonora, Angela, Gaia, Roberta, Raffaella, Barbara,
Alessia, Laura Freddi, Laura Mingacci e Cristina. Ci sono tutte, dove mi metto? Metto per mezzo, ecco qua. Allora, visto che finalmente sento il pubblico bello riscaldato e visto che ho chiamato 10 canzoni e 10 ragazze, voglio 10 ragazze per me! La sapete questa? 10 ragazze per me! Tutti la vogliono cantare, vai, vai, vai! Un'altra grande protagonista della nostra serata, Martina, guarda Martina. Martina, ti vedi qua, guarda, ti vedi? Questa sei tu, quell'altro un po' pelatone sono io, eccola là. Allora Martina, adesso attenta a non farti calpestare perché attenzione, grande serietà, è il momento della gara. Tutte le canzoni sono state abbinate per estrazione, però la prima l'abbiamo voluta scegliere. Abbiamo scelto le parole più dette nel giorno di San Valentino. E allora vi dico che la gara sarà tra Ti amo e In ginocchio da te. Eccola, Ti amo, In ginocchio da te. Samantha, Ti amo, che non è una dichiarazione, Viene testa vuol dire che basta, lasciamoci qui. Amo, io sono ti amo, in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore del letto, quando io battevo davanti al tuo seno, ti odio e ti amo, è una farfalla che muore battendo le ali, l'amore che all'alto fa. Ti amo, prendimi la moneta, ti amo, oggi ritorno da lei. Ti amo, ma io coraggio, io ti amo e chiedo perdono, ricordi chi sono, apri la porta, un guerriero di carta, il
ancora mozzafiato il San Valentino più veloce che voi abbiate conosciuto. Allora, le più piccole adesso, Pamela, Eleonora e Angela, in ginocchio da te, vai! Degli occhi tuoi che hanno pianto per me, io cercherò il perdono da te e bacerò le tue mani, amore. Io voglio per me le tue carezze, sì, io t'amo più della mia vita. Tornerò in ginocchio da te, l'altra non è niente per me. Ora lo so, ho sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te, ti bacerò le tue mani, degli occhi tuoi che hanno pianto per me, io cercherò il perdono da te e bacerò le tue mani, amore. Io voglio per me le tue carezze, sì, io t'amo più della mia Che gara impari! Viene anche Samantha! Il momento finale del grande referendum dei primi baci! Ecco qua! Allora, pronta la giuria? Siete pronti, ragazzi? Mi raccomando, in questo grande bailam ci vuole comunque un momento di serietà, perché votare è importante. Allora, votiamo subito per Ti amo! In alto i cuori! Mi sembra una cosa clamorosa. Ferme, ragazze, voi avete tempo, siete piccole per vincere i festival. Allora, giù, allora vediamo subito per In ginocchio da te. È un po' di meno, vabbè, va bene, allora passa il turno, ti amo con Samantha. Sì, vieni. Sì. Non è per dire, ma a me piaceva di più in ginocchio da te. Ci vediamo dopo, ne parliamo dopo. Allora, amici, sì. Ah sì, c'è la pubblicità, ma fatta in una maniera. Vai, maestro!